Sono cominciati i lavori di allestimento in vista di Friuli Doc, edizione 2020, che lo ricordiamo partirà giovedì 10 settembre e andrà avanti fino a domenica 13 settembre. Vedete, qua siamo all'ingresso di Piazza Duomo, dove è stata posizionata la Covid Box, che null'altro è che una struttura che sarà utilizzata per filtrare gli ingressi e la misurazione, per misurare insomma la temperatura e per controllare appunto che non ci siano positivi all'ingresso del cuore della manifestazione. Vedete, è iniziato il montaggio dei gazebo, degli stand. Qua come al solito troveranno posto le pietanze della Carnia, ma come di consueto, cioè rispetto agli altri anni ovviamente tutto sarà più ridotto, sia in termini di posti a sedere che in termini di stand. Anche in piazza 20 settembre ha fatto la sua apparizione la Covid Box, la vedete, dovrà essere ancora ultimata, mentre per ora degli stand ancora nessuna traccia. Anche nella parte finale insomma di Piazza Duomo, quella che porta poi verso via Vittorio Veneto, è stato posizionato, come vedete, un grande gazebo ed è già chiuso l'accesso, insomma, e anche la parte finale di via Savorniana. Anche qua come vedete ci saranno tavoli che porteranno i visitatori nel cuore della festa. Lo ricordiamo che insomma, quest'anno vedrà protagonisti assoluti i locali e i ristoranti del centro storico. Montaggio dei gazebi che è già stato ultimato in piazzale Venerio. Qui quest'anno, a differenza delle passate edizioni, troveranno posto le botteghe artigiane, quindi gli artigiani della provincia di Udine e di Udine mostreranno insomma la loro manualità, i loro prodotti all'interno di questi stand. Siamo davanti alla sede della Camera di Commercio e quindi in piazza Venerio. Anche in largo Ospedale Vecchio, spazio di solito dedicato ai sapori di confine e al tarvisiano, gli stand sono già stati montati e si sta già predisponendo l'impiantistica, vedete, insomma, con le spine della birra, per essere pronti a partire già giovedì.